Ok, buongiorno a tutti. Tutto ok con voi? Sì, bene. Ottimo. Prezioso. E se non c'è qualcosa che va bene, dica con noi. E proprio oggi parleremo su questo. Avere una fede dove la nostra vita soffre. Sofferenza è bello. Ah, pastore, cosa? Sofferenza è bello. Ci fa creare radici profonde e noi possiamo essere più saldi nei momenti ancora più difficili. E Dio ci permette questo. Ma questa è la pratica. Ok? Apriamo le nostre Bibbie. Ebrei 4. Vogliamo meditare in questo primo momento del culto di un brano per noi che è molto, ci dà tanto conforto, sicurezza e allo stesso tempo percepiamo questa presenza di Gesù nella nostra storia. Ebrei 4, 14 fino a 16. Avete trovato? Dice così: avendo dunque un grande sommo sacerdote che ha passato attraverso i cieli, Gesù, il Figlio di Dio, e stiamo fermi nella fede che professiamo. Infatti, non abbiamo un sommo sacerdote che non possa simpatizzare con noi nelle nostre debolezze, poiché Egli è stato tentato come noi in ogni cosa, senza commettere peccato. Accostiamoci dunque con piena fiducia al trono della grazia, per ottenere misericordia e trovare grazia ed essere soccorsi al momento opportuno. Questo testo per noi è stupendo di vedere questo Gesù, Dio, Gesù uomo, e quando noi stiamo passando per quel momento difficile di delusione e tante situazioni che tu cominci a parlare con Dio e Gesù, eu já ho vissuto questo, Caio. Eu conosco questa storia. Perciò io sarò presente come un avvocato a fianco del Dio Padre e starò intercedendo per te. Caio, calma, io prenderò cura di te. Perciò questo Gesù che è il nostro Dio, questo Gesù che si spoglia, si svuota della divinità e si diventa simile agli uomini, capisce tutte le nostre sofferenze, capisce tutti i nostri dolori, ma non solo capisce, lo intercede per noi. Lui prende un posto, una decisione e è favorevole a noi. Perciò non lo so come sta il tuo cuore, il tuo momento di vita oggi, só posso dirti che Gesù sa, Gesù conosce e oltre a questo, Gesù già visse tutta questa tua storia. Perciò noi abbiamo un Gesù che capisce la nostra situazione, capisce il nostro dolore e la nostra sofferenza e Lui sta intercedendo per noi. Perciò amare Gesù, riposare in Lui, vivere con Gesù è un'esperienza di fede molto profonda, perché io posso amare questo Gesù che mi ama e è pronto a stare vicino a me, intercedendo per me. Tu non sei da solo. Eu não so como tu stai hoje, como tu sei arrivato per questo culto, qual é o dolore que stai portando, qual é a sofferenza que stai portando. L'unica coisa que eu posso dirti, c'è un Gesù che capisce tutto. Parla con Lui, grida a Lui, fai quella preghiera a Lui e Gesù dirà, io ti capisco, perché ho già vissuto tutto questo. Non ho commesso peccato, ma ho vissuto tutto questo e io intercederò per te. Questo Gesù è questo Gesù che noi celebriamo, questo Gesù che noi adoriamo, è questo Gesù che prende cura di noi. È il nostro Dio. Amém? Preghiamo. E che noi possiamo in questo momento portare la nostra preghiera a Lui, a un trono di grazia. Noi non abbiamo un Dio di giudizio. Ci sarà un giudizio nel futuro, ma noi non abbiamo un Dio che ci condanna oggi. È un Dio che ci salva, che ci libera e che ci dà una nuova vita. Oggi è il mio tempo di consegnare la mia storia a Gesù. Oggi è il tempo di ravvedermi dei miei peccati e confessare e vivere una storia con Gesù e un trono di grazia e un trono che manifesta misericórdia. Oggi è il tempo di adorare questo Gesù. Oggi è il tempo di pregare
di gridare, di aprire un cuore, di gioire. Oggi è un tempo di vita con il mio Gesù. Nostro Padre, siamo qui questa mattina, iniziando questo culto che è per te. È la nostra offerta di vita per te. Che la nostra storia sia in te. O valore più alto di una fede, di una camminata, è la presenza di Gesù nella nostra vita. Gesù Dio si fa uomo. Gesù Dio in quella croce. Gesù Dio in quella tomba. Gesù Dio è risorto. Ma era Gesù uomo in quella croce, in quella tomba, e è risorto. E adesso questo Gesù è alla destra di Dio Padre, intercedendo per noi. Grazie, oh Padre, perché è a te, è Cristo Gesù che adoriamo, e la nostra vita è una continua adorazione a te. Che il tuo popolo, la tua Chiesa, Padre, possa vivere questa identità di vita a ogni momento, in adorazione a te. Grazie, perché tu ci sei in mezzo a noi, e è la tua presenza che ci dà gioia, Padre. E vogliamo gioire in questo culto. Vogliamo celebrare il tuo nome in questo culto, perché questo culto è per te, solo a te. E vogliamo offrire la nostra vita e il nostro cuore completamente a te, nel nome di Gesù. Amen, Signore. Amen. Possiamo stare in piedi? Possiamo adorare, cantare e sfidare la persona al tuo fianco. Adoriamo Gesù. Cantiamo a Gesù, siamo cristiani per questo, e perciò possiamo cantare, adorare, e tu possa fare un sguardo di amore verso la persona al tuo fianco, e assieme celebriamo nosso Signore, nosso Dio. Amém? Cantiamo, adoriamo. Amen. Ci sono delle persone che sono arrivate adesso, ci sono le persone che sono arrivate prima, quindi questo è il momento di salutare la persona che è alla tua destra, alla tua sinistra, dietro, davanti. Quelli che sono a destra, andiamo a sinistra, quelli che sono a sinistra, andiamo a destra. Quelli che sono in centro, dividiamoci, che noi possiamo salutarci. Ci sono persone che noi non conosciamo, che noi possiamo essere una chiesa amorosa, calorosa. Amen.
ringraziamo perché tu sei un Dio meraviglioso, Padre, ti ringraziamo perché sei un Dio amoroso. Questa mattina noi vogliamo innalzarti, Padre, siamo qui perché vogliamo sentire la tua presenza, Padre. Questo sia una giornata di gioia, Padre, che noi possiamo in questo momento ringraziarti per tutto quello che tu fai per noi, per tutte le benedizioni che tu ci hai dato, Padre, e continui a darci, Padre, nel nome di Cristo Gesù. Meraviglioso sei, chi è pari a te?
ogni parte di me. Meraviglioso sei. Uomo di dolore che abbraccia la sua croce, il sangue dell'agnello è il sangue di un leone, principe di pace, Dio sceso in terra, risorto sei. La morte è morta, la morte è morta. Hai mai sentito l'agnello ruggire come un leone? La voce di un oceano, Gesù il Redentore. Hai mai visto lui farsi servo, lavare il peccato dell'uomo? Un Dio che affronta la morte, resuscita poco dopo. Uomo di dolore che abbraccia la sua croce, il sangue dell'agnello è il sangue di un leone, principe di pace, Dio sceso in terra, risorto sei. La morte è morta, la morte è morta. Hai mai sentito l'agnello ruggire come un leone? La voce di un oceano, Gesù il Redentore. Hai mai visto lui farsi servo, lavare il peccato dell'uomo? Un Dio che affronta la morte, resuscita poco dopo. Un ruggito viene da una tomba vuota, il grido dell'agnello
Padre, ti ringraziamo perché tu sei stato un Dio grande nelle nostre vite, Padre. Noi ti ringraziamo perché sei stato così generoso, Padre. Noi ti ringraziamo e vogliamo avvicinarci a te, non guardare ai nostri sbagli, Padre, non guardare a quello che noi siamo. Ti ringraziamo, Padre, perché tu ci ami nonostante tutto. Tu ci ami nonostante la cosa più sbagliata che noi abbiamo fatto, tu ci ami nonostante tutto quello che noi pensiamo su di noi, Padre. Ti ringraziamo perché noi sappiamo che abbiamo solo una certezza, Padre. E quella sei tu, Padre. La certezza che tu sei morto nella croce perché tu ci ami, Padre. La certezza che se c'è qualcosa che andrà storto nella nostra vita, tu sarai lì, Padre. E tu sei lì in questo momento, nelle nostre vite. Noi ti ringraziamo perché noi possiamo abbandonare tutto, Padre. Noi sappiamo che le nostre certezze possono andare giù in un momento, Padre. Ti ringraziamo perché noi possiamo avere una certezza, noi possiamo sapere che tu puoi essere la nostra unica certezza. Ti ringraziamo, Padre, perché tu sei un Padre amoroso. Ti ringraziamo perché tu sei lì sempre a braccia aperte, qualsiasi cosa noi facciamo. Io prego che questa Chiesa, Padre, possa venire a te, tornare a te. Qualsiasi cosa sia successa, qualsiasi peccato, qualsiasi cosa sbagliata, Padre, che la tua Chiesa possa ritornare a te, Padre, che la tua Chiesa possa ritornare ai tuoi piedi, chiamarti Padre di nuovo, Padre. Nel nome santo di Gesù. Amen. Tu sei un buon Padre per me. Mi hai adottato e mi hai dato il tuo nome. Abba, Padre, amo che mi chiami figlio. Tu sei un buon Padre per me. Mi hai adottato e mi hai dato il tuo nome. Abba, Padre, amo che mi chiami figlio. Lo Spirito Santo canta dentro i miei polmoni. Abba, Padre, ed il mio spirito grida grazie per l'adozione. Abba, Padre. Tu sei un buon Padre per me. Mi hai adottato e mi hai dato il tuo nome. Abba, Padre, amo che mi chiami figlio. Tu sei un buon Padre per me. Mi hai adottato e mi hai dato il tuo nome. Abba, Padre, amo che mi chiami figlio. Lo Spirito Santo canta dentro i miei polmoni. Abba, Padre, ed il mio spirito grida grazie per l'adozione. Abba, Padre, lo Spirito Santo canta dentro i miei polmoni. Abba, Padre, ed il mio spirito grida grazie per l'adozione. Abba, Padre. Né altezza, né profondità, né potenza, né ciò che
né altezza, né profondità, né potenza, né ciò che verrà, né ciò che verrà potrà mai separarmi dal tuo amore, né altezza, né profondità, né potenza, né ciò che verrà potrà mai separarmi dal tuo amore, né altezza, né profondità, né potenza, né ciò che verrà potrà mai separarmi dal tuo amore. Padre, ti ringraziamo, Padre, perché tu sei un Dio amoroso, ti ringraziamo perché nulla potrà mai separarci dal tuo amore, ti ringraziamo in questo momento, Padre. Vogliamo portare a te un cuore grato, vogliamo continuare in questo modo, Padre. Ti ringraziamo perché vogliamo continuare ad avvicinarci a te, vogliamo continuare a sentire la tua parola. Nel nome santo di Gesù, amen. Potete sedervi. Quanta sicurezza per noi a sentire questo cantico, queste parole di Dio, che nulla separa questo grande amore di Dio per te e per noi. Tu sei amato come tu sei. Sicuramente Dio non vuole certe cose della tua vita, ma tu continua a essere amato da Dio. Dobbiamo vivere questo processo di abbandono del peccato nella santificazione, ma questo amore di Dio non cambia. Perciò se tu sei simpatico, antipatico, Dio ti ama. Dio ti ama. E è prezioso quando vedo Marquinhos nosso usando tanti strumenti semplici per adorare il Signore. Io comincio a pensare nella mia vita. O quanto Dio può usare della mia vita per adorare il Signore. Se un strumento quello semplice portiamo a un'adorazione al Signore, tu sei molto più prezioso. Adoro il Signore in ogni momento. Amém? Ok, caminhamos su Filipenses. Hoje um argumento muito interessante que te dará uma confusão nella nostra testa. Perché la fede provoca in noi un cambiamento profundo no nostro modo di pensare, nel nostro concetto di chiesa, di vita, di cristianesimo. E la fede provoca questo. E Paulo qua, em seu ensinamento, te dá dei princípios importanti. Oggi vogliamo trattenersi su un punto molto delicato, perché la sofferenza, perché sto predicando Cristo, è una benedizione. E è quello che noi tante volte dobbiamo imparare a conoscere i nostri missionari che sono dall'altra parte del mondo, che soffrono ma gioiscono, che condividono il Vangelo con dolore, con i carceri, con la sofferenza, ma loro gioiscono. E noi stiamo bene qua in Italia e qualsiasi piccola cosa nós siamo tristi. E la gente sta predicando del Vangelo, andando in carcere con gioia, perché sta portando una vittoria in tanta anima, tante persone. Parliamo di questo, Filippesi 2, 17 e 18. Ma anche se vengo offerto in libazione sul sacrificio e sul servizio della vostra fede, ne gioisco e me ne rallegro con tutti voi. E nello stesso modo gioitene anche voi e rallegratevene con me. Nostro Padre, vogliamo camminare nella tua parola e scoprire nella tua parola quello che è tuo.
per una trasformazione nei nostri concetti e valori umani, perché possiamo avere i concetti e valori cristiani che sono i tuoi. Grazie, Padre, della tua presenza e del tuo Santo Spirito. Tu Santo Spirito, guida-ci, Padre, e parla nel nostro cuore, nel nome di Gesù. Amém, Senhor. Quanto è delicato leggere questo brano con la nostra mentalità umana, no? Noi tante volte cerchiamo... Grazie, Riccardo. Un po' meglio adesso? Nessuno ha detto niente, lascio così. Ok. O quanto è interessante vedere che nossa mentalità umana deve passare per questo principio di vedere Cristo, di vedere la fede, di vedere la eternità come un obiettivo per noi. Nós não siamo di questo mondo, questo mondo non sarà nostro. Stavo parlando com a Asa questa settimana, nós vivemos adesso tante pressioni, sotto pressione, e questo per non sentire nostalgia di questo mondo, perché noi dobbiamo desiderare veramente vivere questa eternità con nostro Dio. Perciò che la conversione è un grande momento della nostra trasformazione. La conversione non è adesso io appartengo a una chiesa, no! La conversione è appartenere a Cristo, è avere la stessa mentalità di Cristo, è vivere la ricchezza con Cristo. La conversione adesso non sono io, Caio, che vivo, ma è Cristo che vive in me, e la conversione cambia la mia mentalità. Perciò la nostra vita come cristiano adesso, io devo cominciare a svuotare di quei miei concetti e principi e cominciare a essere riempito di Cristo nella mia vita e cominciare a vivere questa ricchezza di essere un cristiano. Perciò la conversione è un profondo cambiamento della nostra mentalità. O centro è Gesù, non sono io. Tante volte noi passiamo un processo di trasformazione, ma ancora noi vogliamo trattenere le cose per noi, per me. Il centro è Gesù, o centro della storia è Cristo. Perciò noi dobbiamo vedere che la vita cristiana passa di questo spogliarsi della nostra mentalità, svuotare della nostra mentalità per entrare in Cristo. Nell'ultima predica che ho predicato qua abbiamo visto che quella generazione storta che era Caio, che sono io tante volte, una generazione storta, una generazione perversa, e questo sono io. Oppure questo ero io. E Paolo stava parlando che questa generazione storta e perversa, una generazione completamente deformata, pensando solo a te stessa, è questa generazione che viveva con lamentele, che viveva con mormori e che viveva con le critiche troppo pungenti. E adesso questa identità in Cristo, eu comincio a vivere una nuova esperienza di fede come un cristiano per vivere una vita integra e irrepreensibile. Perciò il senso di passare di un processo di generazione perversa a un cristiano integro e irrepreensibile è questa conversione nella mia mentalità, conversione nei miei sentimenti, conversione nella mia vita che mi porta a essere così. Tu ti lamenti di più, tu sei troppo critico o tu vivi questa gioia nel momento della sofferenza quando la fede di Cristo sta crescendo? Perciò Paolo stava insegnando alla Chiesa e ai cristiani a trasformare questo comportamento dai pagani a un stile di vita integra e irrepreensibile con la gioia e rallegrarsi sempre no Signore. Sempre dico, no? Quanto è triste trovare un cristiano chiuso, triste, che non si rallegra con nulla. Quanto è bello trovare un cristiano con gioia, com alegria e che si rallegra. Ma tu stava passando por questo? È Gesù nella mia vita. E non è solo una cosa religiosa, è un'esperienza di vita. Domenica scorsa eu era a Belluno, stavo condividendo lá, Belluno e Corneliano. Eu e a siamo tornati da questo matrimonio in Puglia sabato scorso. Abbiamo fatto circa 10 ore di strada, no? E stavo pensando, puoi immaginare tu 10 ore di strada ao fianco di una persona che si lamenta, e si lamenta, e si lamenta, e critica, e mormori. Come sono questi 10 ore di viaggio? Ma allo stesso tempo 10 ore di viaggio, al tuo fianco c'è una persona che si rallegra, che gioisce, e che sono momenti difficili, ma sta con gioia, con allegria. Con quale persona tu preferisci fare questo viaggio? E la vita cristiana è così. La vita in una chiesa con Cristo al centro è lì che io devo imparare questo cambiamento e trasformazione. E Dio vede tutto quello che c'è nel mio cuore e è questo senso che io devo camminare. Perciò la sofferenza e il dolore per la causa di Cristo deve essere un privilegio per noi.
La sofferenza e dolore pela fede in Cristo deve essere per noi un privilegio. E è quello che Paolo ci insegna, è quello che noi dobbiamo imparare. Prima Pietro anche ci insegna questo, prima Pietro 4, 13 a 16. Dice così, anzi, che cosa dice dopo la prossima parola? Perché? Perché sta partecipando di che cosa? Esatto, rallegratevi enquanto partecipate alle sofferenze di Cristo. Perché anche al momento della rivelazione della sua gloria possiate rallegrarvi ed esultare. Se siete insultati per il nome di Cristo, cosa dice? Beati voi. Perché lo Spirito di gloria, lo Spirito di Dio riposa su di voi. Nessuno di voi abbia a soffrire come omicida, o ladro, o malfatore, o perché si mischia nei fatti altrui. Mi piace questa frase. Tu non devi mettere il naso nella vita degli altri, ok? Ok? Non deve essere un pettegolo. Non mette il tuo naso nella vita degli altri, perché dopo viene le sofferenze. Ma non è per questo che stiamo parlando. Ma se uno soffre come cristiano, non se ne vergogni. Anzi, glorifichi Dio portando questo nome. È una gioia questa sofferenza in Cristo. È un rallegrarsi perché sono perseguitato per la mia fede. E se questo succede nel tuo lavoro, dove tu studia, è quello che noi dobbiamo vedere, che questa è una gioia. Purtroppo hoje nós stiamo vivendo una generazione di cristiani che non vogliono soffrire per Cristo. Stiamo vivendo una generazione di pastori missionari che prima di andare veramente a un campo alla sofferenza fa dei calcoli, no, qua sarà più sicuro, qua sarà più tranquillo, qua i miei figli, la mia famiglia sarà così. No, non vado di là. Avete capito? Una generazione storta. Noi dobbiamo andare dove Cristo ci chiama e sapendo che dove io vado, le sofferenze e i dolori verranno. Nós stiamo oggi lasciando tutto in modo molto leggero la fede in Cristo, modo molto pericoloso la fede in Cristo. Hoje nós stiamo combattendo il falso combattimento. Eu devo sapere che mentre sto predicando Cristo, la sofferenza è una promessa. E quando la sofferenza è una promessa comincia a succedere nella mia vita, eu devo gioire, eu devo rallegrarmi perché eu sto vivendo la chiamata del Signore. Eu non sono stato chiamato a cercare un mondo semplice e tranquillo dove tutti mi ameranno. Completamente sbagliato. Eu sono stato chiamato a manifestare la gloria di Dio e un mondo perverso verrà contro di me e è lì che eu mantengo la mia fede in Cristo. E è lì che eu devo condividere e gioire. Perciò noi tante volte stiamo perdendo la visione biblica. Invece di servire a Cristo, noi stiamo oggi cercando di pensare a noi, il nostro conforto, la nostra sicurezza, tranquillità. Calma. Calma. Se Dio ti ha chiamato a una opera missionaria, preparati alla sofferenza. Che tu possa creare radici profonde a sopportare i momenti difficili. Come ho detto all'inizio del culto, momenti difficili per creare radici. E nel momento della persecuzione, della sofferenza, della pressione, io sono sicuro in Cristo. E nulla toglierà questa sicurezza in Cristo. Tanta gente oggi ha una mentalità molto leggera e nelle prime difficoltà che cosa si fa? Non appartengono più, non vado più, non adoro più. Nelle prime difficoltà è lì che esiste il combattimento nella fede in Cristo. Perciò noi stiamo cercando oggi una vita cristiana molto facile, molto leggera. E noi stiamo cercando una vita cristiana senza pagare un prezzo per vivere la vita con Cristo. La vita cristiana non è una passeggiata con tutti i fiori, anzi è un combattimento e l'altro combattimento. Nelle prime prediche che ho predicato qua di Filippesi, eu mi ricordo come inizia questa chiesa a Filippi. Paolo era dentro di un carcere. Succede un terremoto. Paulo, con tutte le sue catene, sono andati giù. Paulo e Sila potevano scappare e andare via. Ma loro sono rimasti in quello carcere. Invece dell'uomo che era lì, che stava prendendo cura di loro, che stava cercando di uccidersi, Paulo è rimasto lì e dice: non fa questo.
E dopo sono andato a casa di questo uomo. La famiglia si converte. Loro ritornano al carcere. E dopo nell'altro giorno c'è tutta la storia lì di che loro affrontano la storia con le autorità presenti. Se fosse il cristianesimo di oggi, io ero qua domenica seguente dicendo, cari, la chiesa pregata, è successo un terremoto, io e Sila siamo scappati di là e stiamo qua per dare la testimonianza della liberazione che Dio ci ha dato e tutta la chiesa, alleluia! Che falsità, che cristianesimo debole. Noi dobbiamo rimanere lì per portare la gente a conoscere Cristo. A conoscere Cristo anche con il nostro sangue, con la sofferenza di Cristo. La Chiesa deve essere sparsa a portare il messaggio di Cristo. Perciò primo ali o carceriere stava per uccidersi, ma la Chiesa inizia perché Paolo è rimasto ali a soffrire ancora di più. Inizia la Chiesa. Siamo noi a vedere dove Dio ci sta chiamando a aprire una nuova Chiesa. Perciò noi stiamo togliendo la gente oggi di vedere la fede veramente come la fede deve essere visibile. La Chiesa sta diventando pigra e cercando il proprio conforto. Dio ci ha chiamato a combattere il buon combattimento con coraggio per conquistare anima. Noi stiamo perdendo i principi semplici della Bibbia, perché noi dobbiamo combattere per portare le persone a Cristo. Mi piace, sono una coppia lì nella Bibbia che mi piace tantissimo, Prisca e Aquila, sono stupendi. E la Chiesa dove nasce? Nella casa loro. Le Chiese nascono dentro della loro casa. Noi abbiamo una realtà molto preziosa di questa Chiesa. Abbiamo qua Belluno, Conegliano, Treviso, Padova, e ci sono più di 50 comuni che rappresentano la nostra comunità, più di 50 comuni. E ci sono delle famiglie che abitano veramente lontano. Anche o Marcos abita nell'alta regione, neanche nel Veneto, no? Lontano. E come si inizia una chiesa? Nella tua casa, iniziando un piccolo studio biblico. Nella tua casa. È semplice. Nella tua casa tu inizi un studio biblico. Arriva un vicino, arriva un collega di lavoro, arriva un appoggio. Ieri facendo studio biblico na coppia. E abbiamo parlato di Atti. E abbiamo parlato, sì, perché una domenica, perché tu non vai a casa di quella famiglia a fare un studio biblico invece di stare qua a domenica con noi? Vai da quella famiglia, fa un studio biblico insieme a loro. E lì inizia una chiesa. Ieri è stato molto interessante. Una coppia, dopo sono entrato in contatto con la chiesa, e dopo sono entrato in contatto con me direttamente, e loro hanno detto, pastore, noi vogliamo conoscere Dio. Nós vogliamo conoscere chi è Dio, perché abbiamo percepito che la nostra vita deve avere una nuova esperienza di fede. Non conosco ancora loro. E hanno scritto e hanno raccontato a me la loro vita e già hanno chiesto di essere battezzati. Calma. Ma loro stanno cercando di conoscere Dio. Così ho fatto quella bella domanda. Ma dove voi abitate? E loro mi hanno risposto. Cappella Maggiore. Qualche mese fa sono andato a visitare una coppia che abita a Cappella Maggiore. Ossia, Cappella Maggiore, sì, ok, possiamo trovarci un giorno? Sì, pastore, voglio tanto che tu possa venire a casa nostra, una coppia giovane, e a conoscerci e anche a parlare di chi è questo Dio. Così abbiamo fissato, 17 settembre saremo lì a casa loro e a conoscere questa coppia. Cappella Maggiore. Qualcuno di voi non sapete dov'è? Dopo Conegliano ancora, quasi Vittorio Veneto. Dopo anda a prenderla di là. Cappella Maggiore. C'è una coppia della chiesa che abita a Fadalto, in mezzo alle montagne. E lì iniziando un piccolo gruppo. E lì inizia una famiglia di spirituali. E lì la chiesa. E è lì che eu devo cominciare a versare una sofferenza, un dolore, in modo che la chiesa cresca. Perché Paulo ci sta insegnando questo principio fortissimo. Anche che se io offerto io in libazione con il mio sangue. È questo Paulo stava dicendo. Gioitene, perché adesso Cristo sta predicando. E la persecuzione viene perché? Perché questa generazione perversa sta perdendo.
O diavolo, inimigo da nossa anima, está perdendo vida. Porque nós estamos lá a tolerare queste persone do inimigo e portare una adorazione a Dio. O diavolo está perdendo le persone perché la Chiesa está conquistando anima. Ou tu pensa que o diavolo continua com le braccia incrociate? Continua a combattere contro di te. E contra la Chiesa di Dio que está predicando il Vangelo. Perciò se nós estamos predicando o Evangelho, estaremos sofrendo, perché estamos em um combatimento muito grande espiritual. Nós dobbiamo togliere la gente delle tenebre e portare alla luce. La gente senza Cristo soffre, sono nelle tenebre, non sanno dove andare, sono persi, non hanno una guida. Ma quando noi abbiamo scoperto Gesù, abbiamo una guida, abbiamo una storia, abbiamo la luce. Nós dobbiamo andare nelle tenebre e portare queste persone a Cristo. Le porte dell'Ade non potranno resistere alla crescita della Chiesa. Perciò quando noi capiamo questo messaggio di salvezza, di togliere le persone del mondo, cominciamo a capire il senso dell'eternità. Dolore in questa terra non si paragona con l'eternità con Cristo. Il nostro mondo qua sono 30, 40, 80 anni, non so quanti anni tu vivrai qua, ma davanti all'eternità è eterno, è sempre. Noi dobbiamo portare questa gente a vivere na eternità con Cristo e non una sofferenza eterna. È qua che esiste questo combattimento che dobbiamo vivere. Nós dobbiamo togliere le persone del buio, della tristezza. Interessante, questo mese di agosto, 3 coppie senza conoscere la Chiesa stanno cercando un studio biblico. 3 coppie giovani e sono tutti italiani. 3 coppie giovani. Con una già abbiamo iniziato il processo di studio biblico. Con le altre 2 adesso dobbiamo ancora conoscere. Loro stanno scoprendo da soli. E la mia domanda, dove è la Chiesa? Che non sta predicando, che non sta soffrendo. Dove è la Chiesa? Perché Dio ti sta dando 3 coppie solo nel mese di agosto, che hanno scoperto da soli chi è Gesù. È predicare questo Vangelo. Perciò noi dobbiamo aprire la nostra casa per diventare la nostra casa come Aquila e Prisca ci hanno insegnato. Qua si studierà la parola. La mia casa non è un luogo di combattimento contro la Chiesa, ma è un luogo di combattimento contro il nemico. Qua la benedizione esiste. E che la parola di Dio sia insegnata in questa casa e che gli altri possano arrivare. E così inizia quello che Dio sta sognando. La sua Chiesa che si espande. La gente deve camminare per un'eternità e siamo noi a portare questo messaggio verso l'eternità, verso l'eternità, verso l'eternità, perché la gente sta camminando a una eterna sofferenza. Che cosa sarà della tua vita dopo la morte? Cosa sarà della tua vita? Tu já hai pensato in questo? Hoje nós pensamos, né? Il domani, la nostra pensione, il domani, la nostra casa, la nostra macchina. Tutto questo fallirà. Tutto questo finirà. Ma la tua anima, dove sarà? Dove sarà la tua anima? È lì che tu devi combattere. È lì che tu devi investire. È lì che tu devi insistere. E tante volte, io lo so che sarò con Dio. Sei sicuro? Tu stai adorando Dio oggi per avere questo desiderio di adorare Dio eternamente? Altrimenti si perde. Cristo sulla croce, Cristo la sua risurrezione, è Cristo che ti insegna questo principio dell'eternità e ti ha liberato. Tu pensa che questa è solo una storia di Gesù? No, lì è molto di più di una storia. È un piano di salvezza per la nostra anima. È Cristo che si fa uomo, è l'agnello di Dio che toglie il nostro peccato, è Cristo che va in quella tomba e distrugge l'ultimo nemico che era la morte, è Cristo che è risorto, è Cristo vivo che è andato all'eternità e Cristo ritornerà a prendere la sua Chiesa e tra poco arriverà. E noi dobbiamo avere questo desiderio che Cristo possa arrivare quando? Subito. Subito. E Cristo verrà. Eu non so quando. E noi dobbiamo rispondere a questo piano di salvezza di Dio con la nostra anima, con la nostra vita.
Noi dobbiamo rispondere predicando questo Evangelo. Noi siamo in questa terra ancora per predicare Cristo vivo, predicare Cristo in quella croce, predicare Cristo che ha vinto la morte, predicare il ritorno di Cristo, predicare il ravvedimento. Siamo qua per questo. E sappiamo che quando predichiamo questo, il mondo si prepara contro di noi. E o mundo não sono le gente fuori. Tante volte la mentalità dentro della nostra chiesa, mentalità del mondo, perché non riconosce e percepire la grandezza di questo sacrificio di Cristo. Noi dobbiamo togliere la gente delle tenebre e portare questa gente alla vita eterna. Come tu stai oggi? Sei sicuro della salvezza? Sei sicuro che se Gesù ritorna domani o oggi tu andrai con Lui all'eternità o tu... Non lo so ancora. Cara, è la decisione più importante della tua vita, della tua storia. Offri la tua vita a Cristo. Riconosci che sei un peccatore, ravvediti dei tuoi peccati e abbandona questi stili di vita e consacra la tua vita in un'adorazione al Signore. Giovanni 16:33. Vi ho detto queste cose affinché abbiate pace in me. Nel mondo avete? Qual è la promessa? Nel mondo avete tribolazione. Ma che cosa Gesù sta dicendo qua? Fatevi che cosa? Vergogna, codardi? Che cosa sta dicendo? Fatevi coraggio. Io ho vinto il mondo. 3 parole importanti in questo testo. Tutto il testo è meraviglioso, ma 3 parole. Tribolazione, coraggio e vittoria. Tribolazione è una promessa. Coraggio è la mia decisione. E la vittoria è una promessa. La mia decisione è questa di coraggio. Io sono in questo mondo per combattere, per predicare Cristo e consegnare la mia vita come offerta a una predicazione di Cristo. E pagare un alto prezzo per predicare Cristo. È qua il coraggio. Dio non lavora con i codardi. Dio lavora con i coraggiosi che sono pronti a morire per una causa di Cristo. Perché c'è la vittoria. La promessa di Cristo è anche la vittoria. Tribolazione, la decisione di coraggio e la vittoria. Io posso conquistare, sì, con Cristo. La vita cristiana è in questo modo. Perciò che Paolo dice, se anche vengo offerto in libazione sul sacrificio e sul servizio della vostra, non è della mia, della vostra fede. Quando stavo preparando questa mensagem, ho cercato di studiare libazione e sacrificio. Sabe che cosa significa? È dare il sangue in un sacrificio. Paulo estava dicendo, sono pronto a dare il mio sangue in un sacrificio per la vostra fede. La porta è chiusa, nessuno ti ascolterà. Tu sei pronto a dare il tuo sangue per la crescita della fede di una persona? Tu sei pronto a dare il tuo sangue in un sacrificio per la fede di una persona? È questa la camminata con Cristo. È offrire la mia vita. Paulo está afirmando de versar o próprio sangue per le persone. Paulo está afirmando di soffrire in libazione di versare il suo sangue. E questo brano ci insegna un principio molto profondo. Soffrire con gioia. Non con lamentela. Questa è della gente perversa. Soffrire con gioia. E rallegrarsi. E Paulo dicendo, chiesa di Filippi, mentre estou offrendo la mia vita come sacrificio, com meu sangue, gioitemi con me. Rallegratevi con me. Paulo está dicendo questo. Perciò la conversione provoca nella nostra mente una profonda trasformazione per riuscire a capire questo. La camminata della vita cristiana non è questa passeggiata che tante volte vogliamo. La camminata della vita cristiana è sacrificio. È dare la propria vita
per gli altri. Conoscete qualche parola, qualche testo che dice un amore più grande dare la vita per i suoi amici? Ricordate di questo testo? Chi ha detto? Gesù. Tu sei pronto a dare la tua vita per la fede degli altri? Dare la propria vita, il proprio sangue per la fede degli altri? E l'amore è dare la propria vita per un amico. È per salvare un amico. Perciò che Paolo trasferisce il concetto di una vita leggera, semplice, a un concetto di una vita di sofferenza e dolori, ma con la gioia. È dare la vita per gli altri. Noi non possiamo vivere questo mondo di mormorii e lamenti, ma questo mondo nostro cristiano di gioia e allegria. Io devo dare la mia vita per gli altri. Já ho raccontato qualche anno fa dalla chiesa qua, na minha storia. Eu não sou notário, ok? Me piace tanto a água, anche andare a pescar. Mas não sou notário, eu sou num chiodo dentro dell'acqua. Ok? Já ho cercato di imparare, ma non riesco. E una volta eu estava anegando. Stavo dentro d'acqua, ho sbagliato qualcosina e due amici miei che cosa hanno fatto? Si sono buttati in acqua e lì con grande sforzo mi hanno preso e mi hanno salvato. Dio mi ha insegnato quello principio. Se c'è un amico che sta morendo, io mi butto in acqua per salvare lui. Io mi butto in acqua per dare vita a quell'amico. È così la nostra vita. Se loro mi hanno salvato di questa terra qua, o quanto è più prezioso per l'eternità. Io mi butto per dare vita a un amico che io amo, in modo che lui possa vivere l'eternità con Gesù. È questo il senso del mio sacrificio, è la mia salvezza. Perciò questo Evangelo, che è la potenza di Dio, trasforma le persone. L'unica cosa che trasforma una testa, una mentalità, una mente, è la potenza del Vangelo di Cristo. È la parola con lo Spirito Santo che entra e si approfondisce in una mente e un cuore e trasforma una vita. Noi siamo qua perché siamo stati trasformati dallo Spirito Santo di Dio. Prima di convertirmi, io perseguitavo i cristiani. Oggi io soffro la persecuzione perché io devo vivere questa fede in Cristo. E Paulo ci insegna questo principio. Questo sacrificio che viviamo oggi vai trasformare la gente di fede in fede. Gioitene e rallegratevene con me. Perciò che grande confusione nella nostra testa se noi non capiamo la verità del Vangelo. Gioitene e rallegratevene con me, perché io sto dando la mia vita in sacrificio, il mio sangue, libazione, per la vostra fede. Per la vostra fede. Sapete che ci sono tante persone oggi che stanno dando tanto per la nostra fede? Quanto noi dobbiamo dare per la fede degli altri. Perciò io devo capire la intensità delle cose spirituali, perché la fede sarà fortificata. La conversione è una trasformazione nella mente, è una trasformazione nel cuore. Perciò io non posso perdere questo entusiasmo di predicare Cristo. Io non posso perdere l'entusiasmo di adorare Gesù. Io non posso perdere l'entusiasmo di vivere la fede in Gesù. Io non posso perdere l'entusiasmo di una vita che sarà trasformata. Io non posso perdere il senso di offrire la mia vita in sacrificio per gli altri. Dare la mia vita per gli altri. Prima domanda. Tu sei sicuro della tua salvezza? Non lo so, è con Dio. Questa non è una risposta. Tu sei sicuro della tua salvezza? E perché? Seconda domanda. Se tu sei sicuro della tua salvezza, che cosa tu fai con questo messaggio che ti ha liberato? Che tu vivi nella luce oggi e non più nelle tenebre. Che cosa tu stai facendo? Terza domanda. Tu sei pronto a essere un sacrificio per la fede degli altri? Tre domande. E che tu la risposta sia: vorrei essere un sacrificio perché gli altri possano vivere l'eternità con Cristo. La mia grande preoccupazione oggi sono i genitori che stanno perdendo i figli e devono imparare a conquistare i figli per Cristo.
sacrificio, sacrificio. Pregate, mettere il ginocchio per terra, pregate e vivete il principio di integrità e di una vita perfetta in Cristo, in modo che i tuoi figli possano scoprire la fede in Cristo. Sacrificio. Portare una vida, una persona a Cristo è una sofferenza, è un combattimento molto grande, ma è solo per i coraggiosi. Solo i coraggiosi vivranno questo, perché dopo viene la vittoria. Nel mondo, tribolazione. Io sto qua, ma con il principio di Cristo, con coraggio. E adesso la vittoria. Che così sia la nostra storia. Preghiamo. Pensa nella tua vita. Tu já hai consegnato la tua vita a Cristo? Non sto parlando se tu è battezzato o no, ma se tu já hai consegnato la tua vita a Cristo. Ti sei ravveduto dei tuoi peccati? Hai confessato davanti a Gesù? Se tu non hai fatto ancora, che in questo momento tu possa dire: Gesù, eu vorrei che la mia vita sia in te. Io confesso che io sono un peccatore, che finora ho pensato solo in me, nel piacere di questo mondo, desideri di questo mondo. Ma oggi io capisco che tu sei l'unico che merita l'adorazione e la consacrazione della mia vita. Che tu possa confessare con la tua bocca che Cristo è il Signore e Salvatore. Se tu riconosci che tu vivi con Cristo e per Cristo, come sta la tua vita oggi di adorazione, di consacrazione, di sacrificio? Está pagando um preço pela fede degli altri? Está pagando um alto preço, in modo che gli altri possano avere una fede in Cristo? E se Dio ti ha chiamato a una opera sua, tu sei pronto a dare la tua vita per questa opera? Sei pronto a dare la tua storia per questa opera? Nostro Padre, sono le 3 domande importanti. Capire un gioire in mezzo alla sofferenza, capire un rallegrarsi in mezzo a un sacrificio, è solo con una fede in Cristo. Una nuova storia in Cristo. La tua Chiesa è nel mondo con la tribolazione, ma non è del mondo, perché è di Cristo. E che la tua Chiesa, Padre, possa avere sempre il coraggio di combattere e prendere le persone delle porte dell'Ades, del nemico, e prendere le persone e portare Gesù. Che la tua Chiesa, Padre, possa avere il coraggio e vedere con la vittoria. Io ti ringrazio, Padre, il privilegio che tu ci dai, come Chiesa, come persona, di soffrire per te, per una causa eterna. Grazie, Padre, per un sacrificio di Cristo, ma oggi siamo noi a dare il nostro corpo per una nuova storia, per la fede degli altri. E che questa Chiesa possa gioire e rallegrarsi, perché nella persecuzione le vite stanno entrando nel regno di Cristo nell'eternità.
Se tu está prendendo decisione oggi di consegnare la tua vita, di trasformare la tua vita in un'adorazione a Dio e di permettere che la tua vita sia un sacrificio per gli altri, per la fede degli altri. E ti sfido in questo momento a stare in piedi e noi vogliamo pregare per te. Che tu possa alzarti e possa dire: Gesù, la mia vita è per te. Io consegno la mia storia a te. Se tu vuoi fare questa decisione, alzati, io vorrei pregare per te. Nostro Padre, grazie per questa vita. Fortifica, Padre. Arricchisci con le benedizioni spirituali. Grazie per questa vita, Padre. Abbraccia, sostieni e che sia un uomo di coraggio e che in mezzo alle tribolazioni lui possa vedere e sentire la vittoria in te. Che questa vita, Padre, possa essere riempita della tua presenza, dello Spirito Santo, fortificata in te. Il tuo nome sia glorificato e che noi possiamo rallegrarsi e gioire per i combattimenti che verranno. Benedici, Padre, e usa questa vita alla tua gloria, nel nome di Gesù. Amen, Signore. Amen. Dio ti benedica. Possiamo stare in piedi. Questo momento di offerta, questo momento di consacrare. E non è solo soldi, coisa di meno. È la mia vita. È consacrare la mia vita. Che tu possa in questo momento di offerta portare le offerte, le decima, offerta missionaria, ma portare la tua vita all'altare del Signore e dire: sono qui per essere un sacrificio a te. Cantiamo, offriamo e consegniamo la nostra storia a Gesù. mio cuore,
Io non desidero che te. Io non desidero che te. Io non desidero che te. Meraviglioso sei, bella eternità, il canto mio sarai. Hai conquistato ogni parte di me. Meraviglioso sei, meraviglioso sei, bella eternità, il canto mio sarai. Hai conquistato ogni parte di me. Meraviglioso sei. Hai conquistato ogni parte di me. Meraviglioso sei. Ti ringraziamo, Padre, per il quanto meraviglioso tu sei, Padre. Ti ringraziamo per questa lode, ti ringraziamo per il tuo amore, Padre. Ti ringraziamo per il tuo riguardo nei nostri confronti. Nel nome santo di Gesù. Amen. Potete sedervi. Meraviglioso é o nosso Dio. Ok. E quanto é precioso que hoje nós estaremos vedendo qua publicamente uma delle meraviglie di Dio. Elena, pastore, não é Elena, pastore, é Helena. Ok, Márcio, eu sei, eu não so. Venite qua. Anche la famiglia. Sì, tutta la famiglia, venite qua. Vada avanti, venite qua, sì. Ok, che bello. Hoje com gioia nós vogliamo consacrare e presentare Helena ao Signore. E é uma ricchezza questo privilegio che Dio ci dà. Ok? Lucas, aiuta qua a sistemare un po', portare un po' indietro questi. È bello vedere la famiglia, perché in Caios capitolo 5 versetto 2 sta dicendo così: ogni zio deve portare un regalo ogni giorno alla nipotina. Caios capitolo 5 versetto 8 dice: i nonni devono prendere cura di notte e i genitori al mattino. Così tutta la famiglia è qua, perché questo è un privilegio, un regalo che Dio ci dà. Caios capitolo 5 non esiste, ok? Ok. È bello vedere questo miracolo di Dio e quando vediamo la creazione di Dio è perfetta. Ciao, ti ho detto ieri che oggi tu sarai nelle mie braccia. Vieni. Ok. Vogliamo pregare e consacrare, Signore. Helena, vieni qua. Sarai con me oggi qua. E un giorno tu vedrai anche a casa mia. Va bene, potete poi stare là. Ok? Possiamo stare in piedi? Possiamo pregare in questo momento? Pregare per Helena. Nella Bibbia Gesù è stato presentato. Può piangere, non ci sono nessun problema. Fa lasciare. In questo momento noi staremo facendo o che la parola dice. Un giorno lei deciderà per Gesù e sarà battezzata, ma oggi è consacrata al Signore. Con pianto non ci sono problemi. Preghiamo. Potete alzare le vostre mani verso Elena. Nostro Padre, in questo momento, questa mattina, in questo culto vogliamo offrire la storia, la vita di Helena, Padre. Benedice questa vita, Padre. Che lei possa crescere, Padre, conoscendo il tuo amore, conoscendo la tua grazia e scoprire, Padre, quanto è prezioso vivere e camminare con Cristo. Questa vita, Padre, adesso è tua. Offriamo a te. Tu già hai fatto questa vita in modo meraviglioso. Tu hai fatto questa vita in modo stupendo. E tu hai dato ai suoi genitori, oh Dio, una responsabilità meravigliosa, in modo che lei possa scoprire questo tuo grande amore. Benedici Helena, Padre.
benedice la sua famiglia e che questa famiglia, Padre, è tua consacrata a te. E Elena, Padre, adesso è nelle tue mani e che lei possa vivere in questa grande scoperta di Cristo Gesù. Questa vita è tua, nel nome di Gesù. Amém, Senhor. Amém. Amém. Un giorno sarai tu che starai cantando qua adesso, ok? Come tu hai fatto oggi. E adesso eu consegno Helena a suo papà, perché la responsabilità è di Paulo. Márcia sarà un grande appoggio, un perfetto appoggio, e starà al fianco sempre. Ma la responsabilità è di Paulo Henrique, è con te. Che Dio vi benedica. Aí, regalo sempre. Tu vem? Mateus. Oh, Deus te benedica. Adesso è con te. Ok, amém. Potete accomodarvi. Ok, cara. Sono qualche avviso? Federico, mi aiuta là. Ok, battesimi, non dimenticare, il 6 di settembre faremo lì a Piave. Questa settimana devo vedere là come funzionano le restrizioni ancora. Ma 6 di settembre faremo culto al mattino qua e dopo andiamo tutti lì ao Piave, ok? Quello posto che di solito stiamo facendo. Settimana scorsa ho scoperto un posto meraviglioso che possiamo fare un piquenique, stare assieme come chiesa, subito dopo Longarone. Ma cerchiamo di maturare per un futuro. Eu penso che sarà adesso per noi un po' stancante di andare lì, che sono 2 ore di macchina. Forse faremo culto là, vediamo, prossimo anno. È un posto stupendo. E dopo di Longarone, ok? Forse faremo lì il prossimo anno, ok? L'altra visi, a H Music, che sarà il 26 alle ore 18, ok? Ragazzi, portate i vostri amici e i vostri nemici. Ogni giovane deve portare almeno 5 amici, ok? Se per una festa di compleanno loro invitano tanta gente, perché per una festa con Gesù devi portare tanti amici e nemici, ok? 26 di settembre, uomini, già avete fatto iscrizione dei vostri mariti, le mogli? Hai fatto iscrizione del tuo marito? Invia il tuo marito, ok? Quel weekend non devi stare a casa. Ok, avanti. Ministério Sociale, ok? Eu já ho visto c'è tanta cosa lì. Inviamo, portiamo alle famiglie qua del Villoro che stiamo aiutando, ok? L'altro avviso, ok, no. Ok. Ci sono dolci per i bambini? Sì? Jacqueline? Ok? Qualcosa là? Offerta? Se tu vuoi adottare un bambino, o un parziale, o completo, potete parlare con me o con la Jacqueline, perché abbiamo tanti bambini che non sono della nostra comunità che stanno andando. E un appoggio stupendo, ok? Se volete aiutare, potete parlare con me o con la Jacqueline e potete fare un'offerta, ok? Quell'evento di 17 di ottobre, Italia. Sempre dico, mondo spirituale Italia è una cosa pazzesca. Già avevamo tutto pronto lì nella ex dogana, io ero presente con un contratto, tutto saltato. Abbiamo visto un'altra struttura, tutto ok, 18 di dicembre, questa settimana hanno detto no. Quando è una cosa per i cristiani, voi sapete com'è Italia, no? Così stiamo ancora cercando una nuova struttura. Ok? Faremo una riunione qua in chiesa il 14 settembre, ma già abbiamo parlato questa settimana, faremo l'evento. Troveremo un posto. Ma pregate, ok? È la sfida che è qua in Italia. Italia. E questo è interessante. Ma non molliamo e stiamo cercando l'altra struttura e vediamo dove faremo questo evento. Qualcosa vi faccio sapere. Basta? Non mi sono dimenticato di niente oggi? Ok, carissimo, la sua mamma, la chiesa conosce, è stata un membro della nostra chiesa, Eva, ha avuto una situazione delicata di salute ieri. È a casa adesso. Eva, chi ricorda di Eva, la mamma sua, di Evagna, e niente bene, ok? Preghiamo per lei e finiamo il culto, ok?
Nostro Padre, grazie per questo momento di adorazione a te. E adesso vogliamo pregare per Eva, tanto cara per noi in questo momento delicato e difficile. Prendi cura. Sia con lei lì. E allo stesso tempo, Padre, prendi cura dei figli. Che tu possa confortare e consolare ogni cuore. Quanto difficile per noi, oh Padre, quando um dei nostri lontano non stanno bene. Ma o quanto è semplice per noi fidarsi di te, perché sei tu che agisci e tu sei favorevole. Grazie. Sia con Eva. Nel nome di Gesù. Amém, Senhor. Buona domenica a tutti. Che Dio vi benedica.